È passato un anno da quel brutto incidente, da quella sera in cui ci hanno detto non ci sono più. Non volevamo crederci, eppure la vita ce li ha strappati, ce li ha portati via. Ad un anno di distanza, boccioli di rosa bianche e frasi di grande amore e cordoglio al cimitero di Musile di Piave nei cuscini commemorativi con le iniziali dei 4 ragazzi un anno fa morti annegati dentro l'abitacolo dell'auto incastrati e capovolta dopo un'uscita di strada. Riccardo Laugeri, Eleonora Fasson, Leonardo Girardi e Giovanna Mattiuzzo, tutti tra i 22 e i 23 anni. Giorgia Diral, unica sopravvissuta. A causare il tragico incidente il 28enne romeno Marius Alin Marinica, che non si è fermato a prestare soccorso e ora si trova nella sua casa di Musile di Piave domiciliari in attesa dell'udienza di sabato prossimo, 18 luglio, quando il giudice dovrà esprimersi sulle richieste di 8 anni di reclusione per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma le famiglie delle 4 vittime non ci stanno e ne chiedono l'ergastolo. Io ho molta fiducia nel lavoro e nel giudizio e quello che verrà preso atto il 18, quindi confido e spero che il messaggio sia positivo che anche verso i giovani, che la legge, c'è una legge. Romina, la mamma di Riccardo Laugeri, che era la guida dell'auto, è diventata per tutti Mamma Coraggio. Ha fondato l'associazione Alba, tutela della sicurezza dei ragazzi lungo le strade, e composta da amici delle 4 vittime. Con l'inizio della pandemia si era già prodigata con una donazione a favore della protezione civile e oggi ha pensato alle materne delle paritarie di Musile bloccate dal Covid. Nelle prossime ore a San Donà il concerto commemorativo con la fanfara dei bersaglieri con un brano su tutti, Angeli di Vasco Rossi. Perché Riccardo c'è, io lo so, c'è dentro, c'è in quello che sto facendo. Creando questa associazione Riccardo vive. Se non avessi fatto nulla avrei ammazzato io mio figlio, non l'incidente o come è accaduto.